Ben trovati amici della Wisport, siamo al 10° turno del campionato allievi regionali e per il girone C dal Garden Sport di Mili scendono in campo Città di Messina e Messana. Da una parte i ragazzi di Mister Fodi che nell'ultimo turno hanno raccolto una pesante sconfitta tra le mura interne per 4-0 contro i Giovani Leoni. Affrontano quelli di Mister Cosimini che vengono dal pareggio per 1-1 nel derby contro l'ACR conquistato giovedì. Andiamo adesso a leggervi i 22 che scenderanno in campo partendo dagli ospiti che schierano con il numero 1 Marchese, 2 Isgro, 3 Vita, 4 Cucinotta, 5 Cucinotta Marco, 6 Greazzo, 7 Alessandro, 8 Bruno, 9 Bardetta, 10 Doria, 11 Scimone. Dall'altra parte Mister Cosimini che ha tanti problemi di formazione, mancano Grasso, manca Motta, in panchina Vaspuria per un problema alla caviglia, schiera con il numero 1 Merlino, 2 Gualberti, 3 Catalano, 4 Mangano, 5 De Marco, 6 Dama, 7 Majorana, 8 Andò, 9 Gemellaro, 10 Cafarelle, 11 La Fauci. In maglia rossa inserti bianchi la Messana che attacca da destra verso sinistra i vostri videoschermi in questa prima frazione. Dall'altra parte il Città di Messina in maglia bianca inserti giallo-rossi e sono subito i padroni di casa a provare a rendersi pericolosi. C'è questo lancio lungo che pesca tutto solo La Fauci a tu per tu con il portiere Marchese. Con il sinistro non riesce a essere abbastanza cattivo per trovare il gol del vantaggio. Prova a rispondere la Messana con questo calcio di punizione che però è parato da Merlino. Nell'occasione ci aveva provato Scimone a creare problemi all'estremo difensore delle Città che poi si riversa in avanti e sfiora il gol del vantaggio con Dama che da 2 passi non riesce a trovare il gol del possibile 1-0. Clamoroso errore del centrale difensivo di Mister Cosimini, sempre abile però a inserirsi sui calci da fermo. Dall'altra parte invece è la Messana a provarci con il tentativo dalla distanza firmato Doria che però trova ancora una volta la risposta di Merlino. Inizia a piovere e anche forte al Garden di Mili e Mangano prova a impegnare il portiere Scimone con questo destro alla distanza. Poi ancora Città di Messina, il pallone finisce in area di rigore della Messana, prova la conclusione Gennaro che però trova la risposta dell'estremo difensore della Messana. Il Città ancora un'occasione nel primo tempo con un calcio di punizione affidato al destro potente di Mangano. Il pallone gira, calciato con l'esterno destro, non però quanto basta. Finirà di lì a poco il primo tempo. Ricordiamo il parziale che vede lo 0-0 tra Città di Messina e Messana in questo 10° turno del campionato allievi regionali. Piove sempre più forte al Garden, entrano presti nelle fila del Città che avrà un calcio di punizione affidato ancora una volta al numero 4 Mangano che per poco non trova il gol dai 30 metri. Il pallone va al lato, il Città di Messina prova ancora a cambiare, infatti esce Majorana ed entra Maceli. Messana che però ha una buona occasione poco dopo l'inserimento in area di rigore da parte di Doria, benissimo in fase difensiva. Il Città di Messina, esce Gennaro ed entra Battiato, scorrono i minuti, siamo quasi allo scadere. Ancora il Città di Messina a tentare l'offensiva con il tentativo dalla lunga distanza di Mangano. Il pallone entra in area di rigore respinto dalla difesa della Messana, ci prova La Fauci che però spedisce alto. Non una buona prestazione quella del numero 11 delle Città che ha avuto tante occasioni ma poco dopo il pallone viene messo dentro e arriva il gol da parte di Dama. Bellissimo il traversone di Battiato, bellissimo il colpo di testa a palombella con cui il difensore del Città riesce al 39esimo a trovare il vantaggio e a battere Marchese a 1 minuto dalla fine. Sono avanti i ragazzi di Mister Cosimini grazie al proprio centrale difensivo Dama. Messana che prova a reagire, Spuria qui recupera il pallone, c'è un parapiglia a centrocampo, alla fine verrà addirittura calpestato il numero 17 di Mister Cosimini dal neoentrato Capizzi. Avranno la peggio proprio il numero 18 della Messana e dall'altra parte De Marco che saranno espulsi. Poco dopo però è Cafarella a mettere il timbro conclusivo sul match. Infatti trova il gol del 2-0 dopo un calcio di punizione, è il primo ad arrivare sul tap-in e a portare il 2-0 che vuol dire vittoria per il Città di Messina che grazie al parziale contro la Messana ritorna alla vittoria. E allora amici della Wisport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.